Sono le 8 del mattino, è giovedì 12 marzo. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Cominciamo subito con le nostre notizie e torniamo al femminicidio di ieri a Messina. Una morte annunciata, in questo modo la famiglia di Daniela Zinnanti definisce l'omicidio, il femminicidio della donna. Dalle ultime indiscrezioni questo omicidio sarebbe avvenuto lunedì sera, ma il corpo è stato trovato dopo 24 ore, quindi nella giornata dell'altro ieri. Tra i due, cioè tra l'ex compagno e la vittima, la relazione era breve ma caratterizzata da tanta violenza. Una storia breve e tormentata, quella tra Daniela Zinnanti, 50 anni, e Santino Bonfiglio, 67 anni, culminato con il femminicidio della donna, che dalle ultime indiscrezioni investigative sarebbe avvenuto a Messina nella giornata di lunedì. La scoperta invece soltanto dopo 24 ore, quando la figlia Roberta, allarmata da non avere notizie della madre, si è presentata nella sua abitazione di via Lombardia e l'ha trovata in una pozza di sangue. Una scena macabra per la giovane incinta, che si è sentita male ed è stata trasportata al vicino ospedale Piemonte. Nel frattempo era scattato l'allarme con l'arrivo della polizia e degli uomini della scientifica, che hanno analizzato il luogo, acquisito le immagini di videosorveglianza del palazzo e della zona e sono arrivati ad identificare Santino Bonfiglio, l'ex compagno della donna. Trovato anche il coltello utilizzato dall'uomo in un cassonetto della differenziata proprio vicino all'abitazione. La storia tra i due sarebbe iniziata a maggio scorso, quindi a fine anno la rottura, e lui l'avrebbe picchiata una prima volta. La denuncia era stata ritirata il giorno dopo, anche contro il volere della famiglia. A febbraio Bonfiglio, difeso dall'avvocato Oleg Traclò, era tornato ad usare violenza contro la donna. Lei si era fatta medicare all'ospedale Piemonte con 7 costole rotte e in quella circostanza aveva denunciato definitivamente. Quindi erano scattati i domiciliari. Nell'ordinanza firmata dal GIP era previsto l'obbligo del braccialetto elettronico, che però l'uomo non indossava perché non ce n'erano disponibili. Un particolare clamoroso, tanto che la famiglia di lei, alla luce di questo, parla di una morte annunciata. Certo che questo particolare fa pensare, fa riflettere l'indisponibilità del braccialetto elettronico. Ed è quello su cui si concentrano, Angelo, i quotidiani, perché purtroppo questa è una notizia che continua ad aumentare, a far aumentare il numero dei femminicidi. Sappiamo che non dobbiamo parlare solo di numeri in questo caso, ma di tragedie, ma soprattutto qui c'è anche l'aggravante. E tornano su questo argomento alcuni quotidiani, anche a livello nazionale ovviamente, perché una delle aperture dei quotidiani a livello nazionale, ad esempio sul Giorno c'è il volto della vittima e poi il titolo che troviamo: evade e uccide la ex a coltellate. Il bracciale doveva arrivare oggi, sarebbe dovuto arrivare appunto nella giornata di oggi il braccialetto elettronico per Santino Bonfiglio, finito ai domiciliari per l'ennesima aggressione nei confronti della sua ex, Daniela Zinnanti, appunto di 50 anni, che vediamo nella foto. Il dispositivo non era ancora disponibile, così l'uomo ieri è evaso, è andato a casa della donna nel quartiere lombardo di Messina e l'ha massacrata con una quarantina di coltellate. Appunto sarebbe avvenuto lunedì, però. Anche sull'altra voce, altro giornale quotidiano, altro giornale nazionale, il femminicidio a Messina in prima pagina, uccisa dall'ex agli arresti, e anche in questo caso appunto la notizia diventa il fatto che l'omicida, il femminicida, era in casa senza appunto braccialetto. E poi andiamo invece sulle pagine dei quotidiani regionali per vedere sulla Gazzetta del Sud, ovviamente è il titolo di apertura, un femminicidio annunciato, come abbiamo sentito anche nel servizio di Francesco Triolo. In carcere l'ex compagno di Daniela, la cinquantenne uccisa a coltellate. Santino Bonfiglio, già denunciato dalla donna per violenza, era ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico, mai applicato poiché è non disponibile, e ovviamente esplodono le polemiche. Ci spostiamo infine su Repubblica Palermo per trovare questo titolo che andiamo subito a leggere. Un'altra donna uccisa, è il dato purtroppo che si riaggiorna
spesso e volentieri, che non vorremmo mai aggiornare, ma è così. Messina sgomenta per la scia di sangue. Dopo un anno torna l'incubo delle coltellate a Sara Campanella, ricorderemo, dispiace dirlo, ma è come se ci stessimo abituando all'orrore, è un po' quello che dicevamo in precedenza. Ci sono anche le parole di chi ha vissuto questo dramma, vissuto magari nei confronti di un familiare vicino. Ed ecco il titolo che ritroviamo, che è questo: il padre di Lorena: rivivo il mio dramma e provo tanta rabbia. Lorena, 40, è stata assassinata dal fidanzato, la figlia appunto di Enzo, 40, assassinata nel 2020. Assurdo che quell'uomo non avesse il braccialetto. A te. Sì, Marco, adesso torniamo a occuparci dell'inchiesta che scuote da ormai qualche giorno la Regione, la sanità in particolare, inchiesta nella quale è indagato Salvatore Iacolino, accusato anche di concorso esterno. Sono stati sequestrati in casa sua 90.000 euro e sono coinvolti in questa indagine anche un funzionario della Regione, Teresi, ed il capomafia di Favara, Carmelo Vetro. Ma ci sono delle indagini che si allargano, vediamo e facciamo il punto in questo servizio. L'indagine che ha coinvolto il supermanager Salvatore Iacolino, pesantissima l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, parte dalle mazzette pagate da un boss agrigentino, Carmelo Vetro, a un potente dirigente dell'assessorato infrastrutture Giancarlo Teresi, rimasto al suo posto nonostante sia da 6 anni sotto processo per corruzione. L'indagine, che ricostruisce anni di mazzette grazie alle intercettazioni ambientali che hanno ripreso il dirigente a intascare soldi e baciare il boss, restituisce uno spaccato avvilente di certa burocrazia regionale. Secondo l'accusa, il dirigente regionale Iacolino avrebbe aiutato nella sua attività imprenditoriale il boss Carmelo Vetro, suo compaesano, in cambio di finanziamenti per la campagna elettorale e assunzioni. Il quadro investigativo resta aperto e in evoluzione. La Procura di Palermo sta incrociando diversi elementi raccolti nel filone messinese dell'inchiesta, nel quale sono già emersi episodi di presunta corruzione e scambi di favore. Il segmento messinese sarebbe considerato uno tra i più delicati perché riguarda un'area amministrativa strategica in un territorio dove Iacolino aveva già consolidato, sempre secondo l'accusa, rapporti e influenza, e non è un caso che l'indagine parta pochi giorni dopo la sua nomina alla guida dell'ASP peloritana. Intanto le perquisizioni ordinate dalla DDA hanno portato alla scoperta di 90.000 euro in contanti nelle abitazioni di Iacolino, tra Palermo e Agrigento. I legali del direttore generale del Policlinico di Messina presenteranno ricorso al riesame contro il sequestro dei dispositivi elettronici appunto dei 90.000 euro. Iacolino sarà sentito dai PM venerdì a Palermo. I suoi avvocati stanno valutando la possibilità di consigliargli di avvalersi della facoltà di non rispondere. Marco. In questo caso le pagine dei giornali, Angelo, raccontano questa notizia in tutti i suoi risvolti, come abbiamo sentito anche nel servizio di Luca Ciliberti. Qui troviamo il pezzo, l'articolo della Sicilia, di Catania, con questo titolo: Iacolino a disposizione, non poteva non sapere chi fosse il capomafia. L'inchiesta di Palermo, ieri i primi interrogatori dal GIP, Vetro e Teresi fanno scena muta, domani l'ex manager terrà la stessa linea, è un po' quello che dicevamo alla fine del nostro servizio. I legali faranno ricorso contro il sequestro dei 90.000 euro in casa. Ci sono ovviamente altri quotidiani che parlano della notizia del virus nel telefono di Iacolino, che ha registrato incontri e trattative. L'inchiesta della Procura di Palermo su mafia, sanità e lavori pubblici, monitorati i rapporti tra il manager sanitario e l'uomo d'onore Vetro, oltre ai contatti con l'imprenditore barcellonese Giovanni Abeni. L'interrogatorio dell'ex DG del Policlinico di Messina è fissato per domani mattina davanti appunto al pool dei magistrati, e il patto sarebbe avvenuto in assessorato, così racconta la Repubblica di Palermo, tra Iacolino e il boss. Vi presento un amico. Il dirigente incontrava Vetro in ufficio e in un bar di Agrigento. Pressioni sull'ASP di Messina per accreditare una società. E ovviamente tutte queste vicissitudini e queste inchieste giudiziarie poi coinvolgono la politica, e si arriva appunto a questa pagina che troviamo sempre su Repubblica Palermo, con
Fratelli d'Italia, che dice: quadro che inorridisce, traballa il governo Schifani, Varchi va all'attacco, la maggioranza a pezzi in aula, ipotesi di fine anticipata della legislatura, anche se Sbardella smentisce. Angelo. Sì, altre notizie, beni per quasi 11 milioni di euro sono stati sequestrati tra Arezzo e Catania, un'inchiesta della procura etnea riguarda il boss Salemi, l'imprenditore Papa. Quest'ultimo, sempre secondo i magistrati, avrebbe aiutato a riciclare i profitti illeciti tramite le sue società. La mafia che investe, ricicla ed esporta se stessa. Dal quartiere Picanello alle dolci colline toscane, un asse Catania-Arezzo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza con il sequestro preventivo antimafia di oltre 10 milioni a Carmelo Salemi, detto Uciuraro, il fioraio, e all'imprenditore edile Giovanni Fabrizio Papa, ritenuti figure chiave negli affari del clan Santa Paola Ercolano. Il sequestro riguarda società immobiliari e di costruzioni, decine di fabbricati, terreni e disponibilità finanziarie localizzate fra le due province. Secondo gli investigatori si tratterebbe di beni accumulati grazie ai profitti della famiglia mafiosa e ripuliti tramite l'imprenditore Papa, che avrebbe messo a disposizione le proprie società edili per riciclare enormi quantità di contante. Le indagini condotte dal Gico delle Fiamme Gialle si inseriscono nel solco dell'operazione Oleandro del 2024 con 26 indagati, che aveva già evidenziato un ruolo di vertice di Salemi, accusato di associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga. Marco. Andiamo sulle pagine della Sicilia, Angelo, perché c'è una pagina intera dedicata alla notizia che abbiamo sentito nel servizio di Lorena Dolci con clan Santa Paola Ercolano. Scatta il sequestro di beni per 10,8 milioni di euro, misura di prevenzione 2 anni dopo l'operazione Oleandro, presi di mira i patrimoni di Carmelo Salemi e Giovanni Papa, con la nota anche del difensore di Papa: il mio cliente estraneo ai contesti criminali, ha sempre lavorato impiegando risorse lecite, e c'è appunto tutto l'articolo con la richiesta della procura con i finanzieri che hanno eseguito il sequestro in materia di prevenzione antimafia del patrimonio appunto riconducibile a Carmelo Salemi, 57 anni, ritenuto elemento di spicco della famiglia Santa Paola Ercolano a Picanello, e Giovanni Fabrizio Papa, imprenditore edile, ritenuto organicamente asservito agli interessi dello stesso sodalizio criminale. Sì, grazie Marco. Adesso una notizia delle ultime ore: gasolio importato illegalmente, c'è una maxi frode tra l'est Europa e la Sicilia. La Guardia di Finanza, vedete in queste immagini di Catania, ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 5 persone accusate di sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise sui prodotti energetici. Secondo la procura, un imprenditore di Adrano del settore dei trasporti avrebbe importato in Italia circa 400.000 litri di gasolio, facendoli passare per liquido bio anticorrosivo, prodotto esente da imposte. Il carburante arrivava su gomma o su rotaia da raffinerie dell'est Europa. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati, beni per 235.000 euro, oltre 143.000 litri di carburante, un deposito abusivo, mezzi pesanti, decine di cisterne, sequestrate anche 3 società di logistica ritenute coinvolte in questo sistema illecito. E adesso invece andiamo e parliamo ancora una volta delle speculazioni possibili su aumenti legati alle tensioni che in questi giorni ci sono in Medio Oriente, insomma il conflitto nel Golfo. La denuncia parte da Coldiretti e c'è l'indignazione di Cidec, ma anche la preoccupazione dei cittadini. Siamo stati al mercato dove i prezzi di frutta e verdura salgono. Paure, tensioni, ritorsioni. Dietro ogni guerra si nasconde un altro nemico invisibile, la speculazione. Aumenta in maniera esponenziale il carburante, sale il costo di gas ed energia elettrica, come un indecifrabile effetto domino salgono i prezzi dei consumi, persino di prodotti che la Sicilia ha in casa come gli agrumi. Insorge Coldiretti.
Abbiamo i primi segnali di speculazione sui costi di produzione, sul gasolio agricolo e sui fertilizzanti. Coldiretti si è mossa prontamente presentando esposti alle procure per vigilare ed evitare che si generi un'escalation ingiustificata che colpisce le nostre aziende agricole e l'intera filiera agroalimentare italiana. Gli fa eco Lorenzo Costanzo, CIDEC. Ci ritroviamo anche nei supermercati con prodotti che vendono del territorio tipo le arance a 2,80 €. Non è giustificato che la smacchettoria aumenti il servizio dello stiro perché l'energia elettrica è cara. Noi come CIDEC diciamo di mettere subito un numero per avere prontezza di quello che è l'allarme e la psicosi dei prezzi. Frutta ed ortofrutta che fanno registrare ritocchi all'insù, anche se sul prezzo delle arance incidono gli effetti collaterali del ciclone Harry. Aumenta la lattuga. Ho visto le lattughe a 2 €. E prima quanto costavano? 1 euro. E sale a 3 € al chilo il costo delle melanzane, tanto che un piatto di pasta alla norma rischia di diventare un lusso. Ah, questa norma è un pregio. È tipo come mangiare all'aragosta. Tra il serio e il faceto registriamo il parere di questo operatore della fiera. E io non so con chi mi devo alleare, con Trump, con Putin, fatto sta che è una lotta per la sopravvivenza ormai. Riflessione che insomma di mattina. No, quella sulla norma era bellissima, veramente. Ritorniamo invece, Angelo, sulle pagine dei quotidiani, partendo dal nostro sito, quello di siciliaweb.it, il nostro sito, con questa notizia che è arrivata nella serata di ieri, che è l'apertura del nostro sito. Spari al librino, 18enne ferito a una gamba. Entrando nell'articolo andiamo a trovare qualche notizia in più, le colpi di arma da fuoco, dove un 18enne incensurato è stato ferito a una gamba. Qualcuno ha avvertito il 112 nel pomeriggio di ieri, segnalando le esplosioni in viale Bummacaro. Poco dopo il ragazzo ferito si è presentato all'ospedale San Marco, che per di più è appunto a Librino. Il giovane ha detto alla polizia di non sapere cosa sia accaduto, di avere sentito un forte dolore al polpaccio, di essersi accorto soltanto in quel momento di essere rimasto colpito e dunque anche ferito. Questo troviamo sul nostro sito. Andando invece e ritornando alle pagine dei quotidiani, diamo uno sguardo invece alle prime pagine proprio dei quotidiani locali, partendo dalla Sicilia, che come sempre dà una doppia apertura, una di caratura nazionale, con, ne parleremo molto fra poco, ciò che ha dichiarato appunto Meloni ieri alle Camere. Non è la nostra guerra, ma le opposizioni intanto contestano il Presidente del Consiglio. E poi sanità, ora gli alleati assediano Schifani, quello che abbiamo letto poco fa, Regione della Bufera, asse Fratelli d'Italia MPA, salute per fare politica, il campo largo, stacchi la spina, per cui queste le ripercussioni sulla politica di ciò che sta succedendo a livello giudiziario. E poi il femminicidio annunciato, con la notizia con cui abbiamo aperto la nostra trasmissione. La cinquantenne aveva denunciato il fratello accusa, non c'è stata nessuna protezione per lei. Questa è la Sicilia. Spostiamoci adesso su Gazzetta del Sud. Abbiamo già letto sul quotidiano messinese l'apertura, che poi è appunto dedicata alla notizia sul femminicidio, in carcere l'ex compagno di Daniela, l'abbiamo già letto, ma poi abbiamo le notizie invece dall'estero, con l'Iran. Questo è un altro tema della guerra che va avanti, che colpisce 3 navi nello stretto di Hormuz, che è diventato fondamentale, lo sappiamo, perché da lì si snoda il commercio che porta il petrolio praticamente in tutto il mondo, più nell'Asia che nella parte occidentale del mondo, ma chiaramente bloccato lì il rischio è di continui rialzi. Il regime rilancia la sfida a Stati Uniti e Israele, da qui non passerà neppure un litro di petrolio, preparatevi a pagare $200 per un barile, questo dicono da Teheran. Giornale di Sicilia. Il Giornale di Sicilia apre
invece con le cronache della nostra regione, regione anche in senso di ente di istituzione. Iacolino è flop in aula, regione in tilt, il super manager sotto inchiesta per mafia non risponderà ai PM, e all'Ars centrodestra in frantumi, concorso esterno, Salvatore Iacolino indagato a piede libero, domani sarà davanti appunto ai PM. Anche in questo caso abbiamo la notizia chiaramente del femminicidio, l'ennesimo, Daniela uccisa in casa, Messina un anno dopo Sara piange un nuovo femminicidio, il braccialetto dell'assassino sarebbe arrivato oggi, l'ex compagno è uscito senza problemi dagli arresti, indisponibile il dispositivo. Anche qua poi le notizie sulla cronache internazionali con Hormuz, navi colpite, petrolio a $200, guerra quasi finita, ma dall'Iran minacce sul piano economico. È stata colpita anche una base italiana in Kazakistan, poi ne parleremo nella parte dedicata alle cronache nazionali e internazionali. Ci spostiamo adesso invece sulla prima pagina di Catania della Sicilia. In questa parte della rassegna stampa in cui vi abbiamo fatto vedere proprio le prime dei quotidiani regionali, sulla pagina di Catania si parla della città etnea, perché cresce l'attesa per la possibilità di essere capitale della cultura 2028, si illustrano i tesori, pure 42 volontari del servizio civile custodi dei monumenti. La candidatura a capitale della cultura 2028 è un'occasione che non va sprecata, lo dimostra non solo il dossier presentato a Roma, ma anche la voglia e la vitalità di quanti chiedono, praticano e valorizzano la bellezza grazie a un progetto promosso dal Parco Archeologico di Catania e dalla Valle dell'Aci, che ha reclutato 42 volontari del servizio civile. I giovani sono protagonisti della vita quotidiana, dei monumenti, delle chiese e dei teatri della città, e impiegati a custodire e valorizzare alcuni siti, ad esempio tra cui le terme della Rotonda e dell'Indirizzo, la chiesa San Francesco Borgia e il teatro antico di via Vittorio Emanuele. Questo troviamo sulla Sicilia di Catania. Per chiudere ancora con la Repubblica di Palermo, questa è la prima, il boss di Casa alla Regione, anche in questo caso l'apertura è per lo scandalo giudiziario. Ecco il patto con Iacolino, nelle carte dell'inchiesta le visite di vetro, negli assessorati alla salute e alle infrastrutture, Fratelli d'Italia all'attacco di Schifani, un quadro che inorridisce il centrodestra in frantumi all'Ars, come abbiamo letto. La notizia di spalla, Santa Paola, no del vescovo ai funerali, è Luigi Renna che si è opposto. E poi sempre in taglio centrale della pagina, Daniela uccisa dall'ex, la lunga scia dei femminicidi, la parte appunto del centropagina, e la lunga scia dei femminicidi è quello che appunto fa riflettere con l'aggravante che questo poteva essere veramente in tutti i modi evitato. Angelo. Sì, grazie Marco. Noi aggiungiamo un'altra notizia dell'ultima ora, perché ci sono stati degli assalti ai distributori di sigarette, ci sono 2 arresti, vedete le immagini, identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza, i 2 uomini arrestati dalla polizia di Catania per una serie di assalti ai distributori automatici di sigarette. Gli investigatori sono arrivati per l'appunto ai responsabili analizzando queste immagini, poi le successive perquisizioni nelle loro abitazioni hanno rafforzato il quadro indiziario e dunque il giudice ha disposto la misura cautelare e i 2 sono accusati di furto aggravato e detenzione di materiale esplodente e, come previsto dalla legge, restano comunque presunti innocenti, lo ricordiamo, fino ad una eventuale condanna definitiva. Adesso voltiamo pagina, andiamo a vedere il traffico della mattinata con le immagini delle nostre telecamere. Andiamo subito a vedere su Catania il Tondo Gioieni. Stamattina il traffico va particolarmente a rilento in entrambe le direzioni, per quello che ci mostrano in questo momento le immagini che catturano le nostre telecamere. Un altro punto di osservazione della mattinata sul traffico piuttosto intenso è quello su via Vincenzo Giuffrida, sia in entrata che in uscita. Ci sono davvero moltissime automobili in entrambe le direzioni. Possiamo tornare, credo, anche sulla circonvallazione di Catania, la parte bassa di via Lodorico da Pordenone, quello
che vi mostriamo è il traffico bloccato in modo particolare in direzione Mister Bianco verso il Policlinico, anche lungo la circonvallazione. Vedete auto e autobus e anche camion in colonnate, va un po' meglio per invece gli automobilisti che viaggiano in direzione Ognina in questo momento. Le immagini adesso ci portano invece sulla Etna. Vi mostriamo per l'appunto il vulcano, un po' come sempre il pennacchio sulla parte sommitale del vulcano. Resiste la neve, ma con le temperature che negli ultimi giorni sono un po' alzate si sta lentamente sciogliendo, in modo particolare proprio su in vetta. La stessa immagine che vi restituiamo, e quindi il pennacchio di fumo che si vede dai crateri sommitali, anche da queste inquadrature che arrivano dal golfo di Taormina. Noi ci fermiamo qui almeno per il momento con Buongiorno Sicilia. Fra poco saremo di nuovo insieme a voi, leggeremo i quotidiani nazionali con Marco Carli e poi ci saranno anche i nostri ospiti della mattinata. Siamo ai quotidiani in edicola, i quotidiani nazionali in edicola, Marco. Sì, Angelo, perché chiaramente il tema è sempre quello della guerra in Iran, perché c'è la nota chiaramente internazionale con tutto ciò che sta succedendo, soprattutto nello stretto, quel famoso stretto di Hormuz, con il blocco che arriva e con i bombardamenti sulle navi, sulle petroliere e la minaccia dell'Iran di far schizzare il prezzo del petrolio verso l'alto e dunque con i problemi che tutto questo può ingenerare a livello economico in tutto il resto del mondo. E poi c'è la questione nazionale, perché ci sono state ieri le parole di Giorgia Meloni sia alla Camera che al Senato, con per certi versi la mano tesa verso l'opposizione per un dialogo, una mano che non è stata presa, non è stata stretta dall'opposizione. Vedremo anche chiaramente perché. Ma poi ci sono anche le notizie dell'ultima ora, fra virgolette, nel senso che sono parte della tarda serata di ieri, perché per la prima volta è stata colpita una base italiana. Andiamo sull'ANSA nazionale per vedere proprio questo titolo: un missile che colpisce la base italiana a Erbil, però non ci sono feriti, con tutte le dichiarazioni anche di Crosetto, che appunto ha annunciato sia l'attacco che il fatto che però non ci siano stati feriti, con Tajani che parla di una ferma condanna. Un missile che ha colpito appunto la base militare italiana a Erbil in Iraq. A confermarlo è il ministro della difesa Guido Crosetto. A quanto si apprende non ci sono feriti fra i militari italiani né feriti tra il personale italiano, ce ne sono circa 2000 in questa base, stanno tutti bene, ha affermato. Ferma condanna per l'attacco è arrivata dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha parlato con l'ambasciatore d'Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker, ha detto il ministro. Questa è l'apertura anche di di un quotidiano nazionale che è riuscito probabilmente a ribattere la prima pagina, perché la notizia è proprio della tarda serata di ieri in Italia. Stiamo parlando di Repubblica. Questo è il titolo: drone su base italiana, colpito a Erbil, si chiama questo Camp Sinagra, dove addestriamo i Peshmerga. Crosetto dice nessuna vittima, Meloni in Parlamento apre e poi attacca il PD, strabismo sugli Stati Uniti, ci arriveremo chiaramente. Schlein posi la clava, insomma, botta e risposta come spesso avviene fra maggioranza e opposizione. Poi Hormuz, collina che attacca 3 navi, il petrolio salirà a $200. Questo è l'altro tema che rimane sul tavolo, perché chiaramente è il tema che riguarda tutto il mondo, al di là di quello che sta succedendo, chiaramente della tragedia della guerra che
va sempre stigmatizzata. Poi c'è il problema economico che coinvolge tutti a larga o a stretta misura, ed è chiaramente uno dei temi che ritroviamo sui vari quotidiani, anche nelle aperture, come ad esempio sul Resto del Carlino, il quotidiano nazionale, Il Giorno e La Nazione. Hormuz colpite 3 navi, l'Iran che dice petrolio a $200, mine nello stretto, Teheran che minaccia non passerà nemmeno un litro di greggio, che poi Teheran aggiunge arriva negli Stati Uniti. Von der Leyen, la crisi ci è già costata 3 miliardi, intanto anche qui viene riportato il missile su una base italiana in Iraq. Ma dicevamo, c'è poi il tema legato all'economia, non solo quello strettamente legato al petrolio, che incide ovviamente sull'economia di tutte le nazioni del mondo, ma anche sulla gestione di questa guerra, perché questa guerra chiaramente, come tutte le guerre, ha un costo. E allora i giornali economici chiaramente si concentrano su questo, e non solo loro. Nel caso del Sole 24 Ore si parla sempre del petrolio, con il rilascio record delle riserve. Sapete che va sempre centellinata, insomma, vanno sempre centellinate le riserve di petrolio. In questo caso ci potrebbe essere un record in tal senso, per dare la possibilità alle varie nazioni di usufruirne. Preparatevi ai $200 al barile, dice l'Iran. Ma se andiamo ad esempio su Milano Finanza, troviamo questo titolo: solo 3 mesi di petrolio. Sono le scorte su cui l'Europa può contare se la guerra dovesse continuare. Lo stock d'emergenza, Italia compresa, è di 1 miliardo di barili. Per raffreddare i prezzi se ne svincoleranno circa 400 milioni, ma non basta. Brent in rialzo a $92 e le borse sono di nuovo giù. Piazza Affari perde quasi l'1%, per cui ripetiamo, è l'economia che in questo momento ha delle difficoltà per andare avanti, perché il petrolio lo sappiamo quanto sia importante a livello internazionale per l'economia internazionale, ma poi ci si interroga anche sui tempi della guerra. Tanto è vero che La Verità titola così: guerra a orologeria, le economie di Europa e paesi del Golfo non possono reggere un conflitto lungo, e questo è un tema chiaramente, e anche se Trump dice non c'è più niente da colpire in Iran, ma dice anche la guerra continuerà fino a quando lo dico io, e rispetto a quello che è successo in altre circostanze Teheran sta rispondendo. Guardate quello che succede nel Golfo di Hormuz, per cui USA e Israele spendono 1 miliardo al giorno, ma i Pasdaran resistono e Trump non si può permettere di non vincere, è un rischio disastro. Per cui c'è anche questo tema, una guerra che poteva sembrare, se usiamo termini magari antichi, una guerra lampo, così non sta diventando, e i costi ovviamente aumentano per tutti, ma anche per chi porta avanti questa guerra. Ritorniamo invece a ciò che è successo in Italia, perché ieri ci sono state le dichiarazioni di Meloni, che ha ribadito: noi né complici né isolati. La Premier alle Camere, appello alla coesione, non entriamo in guerra, e questo l'ha specificato, conflitto fuori dal diritto internazionale. C'è però il no da parte delle opposizioni. Intanto Trump dice: Teheran colpita duramente, ma non abbiamo ancora finito. Su questo quotidiano, Il Messaggero, vi facciamo vedere una notizia che è sportiva, che riguarda gli Stati Uniti ma anche l'Italia, ma che racconta di un'impresa incredibile, perché la nazionale di baseball ha vinto con gli Stati Uniti. È praticamente, non so, come se nel calcio Lussemburgo vincesse con l'Italia, ecco, o col Brasile, per fare un esempio. Qui è andata così, e il titolo è: i maestri siamo noi. È successo alla World Cup di baseball, storico 8-6 dell'Italia in campo
festa col caffè espresso, perché i giocatori bevevano il caffè ogni punto che mettevano a segno, e l'Italia è andata avanti 8-0 per poi prendere la rimonta degli Stati Uniti, ma veramente è un'impresa storica, un po' come quella che abbiamo vissuto nel rugby con l'Italia che ha battuto l'Inghilterra. Torniamo invece a qualcosa di più triste, cioè la guerra, e alle parole di Meloni, che chiaramente sono interpretate dai vari quotidiani. Perciò ad esempio sulla Stampa c'è l'offerta di Meloni con il no delle opposizioni, intanto la notizia delle 3 navi colpite e la minaccia sul petrolio che salirà fino a $200. Ma come presentano i vari quotidiani quello che è successo ieri in Parlamento? Ad esempio sul Giornale c'è il conflitto in Medio Oriente e questo è il titolo: l'Iran colpisce base italiana, Georgia intanto stana alla sinistra, al PD piacevano le bombe di Obama e Clinton, mentre invece queste qui non piacciono. Questo chiaramente è quello che ha aggiunto Meloni nel suo intervento. Questo è il Giornale. Sul Manifesto il titolo invece è questo: la milite ignara. Non ce la fa, Giorgia Meloni si presenta finalmente in Parlamento a parlare della guerra e della crisi energetica, ma non riesce a condannare Trump e Netanyahu per l'attacco all'Iran che le ha scatenate. Fuori dal diritto internazionale, ma la colpa è di Putin e di Hamas. Ecco perché milite ignara, secondo il Manifesto. Sull'unità il discorso è pressappoco lo stesso. Meloni offre argomenti al no, questo stiamo parlando ovviamente del referendum, non c'entra con quello di cui parliamo. Gratteri li offre al sì, e poi lo sbiadito discorso al Senato, il boh e i ma di Giorgia su Trump. Come vedete, stessa notizia, varie interpretazioni, perché se andiamo sul Libero, la notizia è sempre la stessa, Schlein e Conte affondati, i sinistrati del Golfo, questo è il titolo di Libero. Meloni riferisce sulla guerra, unico leader dell'Unione Europea a farlo, in effetti l'ha ribadito ieri Meloni, e smaschera Giuseppe e Conte. Come sapete, da Premier non condannò i bombardamenti degli Stati Uniti anti-Iran e gli alleati del PD non dissero nulla. Botte e risposta, scarica barile, insomma chiamatelo come volete, ma questa è la situazione che troviamo per quanto riguarda la guerra e quanto riguarda la posizione invece dell'Italia. A te Angelo. Grazie Marco, con te più avanti saremo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso vi do un altro aggiornamento, perché siamo nel Palermitano, dove è stata scoperta e sequestrata una piantagione di marijuana indoor. Queste sono le immagini, l'operazione dei carabinieri che hanno seguito la traccia di questo odore forte che proveniva da questa abitazione, un appartamento, insomma una casa abbandonata. I militari hanno trovato per l'appunto questa serra perfettamente attrezzata con lampade, ventilatori e impianti di aerazione. Sequestrate oltre 80 piante di marijuana, più di 1 chilo di droga già essiccata e tutta l'attrezzatura che è stata utilizzata per la coltivazione. È stato anche arrestato un 63enne già noto alle forze dell'ordine, che si era, pensate, allacciata abusivamente alla rete, un furto di circa 100.000 euro di energia elettrica. Adesso noi ci fermiamo, fra poco saremo di nuovo insieme e con noi il primo ospite della mattinata. Bentornati a Buongiorno Sicilia e do il buongiorno e il benvenuto all'assessore di Catania, Serena Spoto. Buongiorno. Buongiorno. Assessore ai servizi sociali proprio del Comune. Stamattina parliamo di una iniziativa che l'amministrazione ha assunto, quello del potenziamento dei servizi per la prima infanzia. Parliamo soprattutto in particolare di asili, nuovi asili che arrivano e arriveranno in 7 diciamo nuove location, chiamiamo così, sedi, sì, per dire e fare, insomma, dare questa notizia ai nostri telespettatori.
Sì, noi come giunta, Giunta Trentino, abbiamo deciso di intensificare la politica appunto per le famiglie, perché, lo dico anche da madre, risolvere il problema degli asili nido è un problema sicuramente importante che impatta sulla vita delle nostre famiglie. Quindi abbiamo deciso di instaurare nuovi 7 asili nido che saranno operativi appunto da giugno e saranno dislocati in tutto il territorio, quindi anche non solo nel centro città ma anche nelle periferie. Quindi passiamo da Librino al villaggio Santa Maria Goretti, a Nesima, a San Leone, in modo tale da avere una rete sicuramente più capillare e arrivare a quel cosiddetto asilo di prossimità, per cercare di avvantaggiare e agevolare ovviamente le famiglie. Allora, 210 sono questi posti, 210. Al momento sono gratuiti? Sono gratuiti, gli asili di caseggiato sono 210 che si aggiungono a quelli già esistenti per arrivare a 520 posti per tutto il territorio catanese. E quindi insomma una buona... Non risolve il problema, certamente, però insomma è un buon segnale. Oltre 500 bambini avranno la possibilità di poter usufruire. Questa iniziativa, questo progetto ha usufruito di fondi che voi avete individuato per poter realizzare questi asili? Assolutamente, abbiamo avuto dei fondi, abbiamo appunto deciso di gestirli appunto e di indirizzarli per quanto riguarda l'istituzione di questi asili nido. Sono dei fondi che arrivano ovviamente, che non incidono sul bilancio comunale, ma vanno appunto attuati attraverso una coprogettazione importante con il terzo settore. E riguardano bimbi che vanno da 0 a 6 anni? Sì, assolutamente. Quindi dai neonati sino a quasi all'inizio della scuola elementare. Perché la competenza nostra riguarda appunto gli asili nido e la materna. Abbiamo anche detto che, come sottolineava lei prima, abbracceranno tutto il territorio cittadino, con un numero di posti limitati evidentemente per ogni sito, per ogni plesso che ospiterà. In base ovviamente alle strutture. E quindi insomma ogni quartiere avrà un aumento di 15-20 posti a disposizione, grosso modo ovviamente, non stiamo lì ad avere la calcolatrice in mano per indicare quanti sono questi posti. E quello che le volevo chiedere io a questo punto, siamo quasi a primavera, fra poco sarà primavera, poi ci avvieremo verso l'estate, e una sorta di programmazione per quello che potrà essere poi la stagione estiva? Allora, saranno operativi appunto da giugno, inizieremo con i progetti estivi ovviamente, per poi essere completamente operativi da settembre, quindi per il nuovo anno scolastico 2027-2028. Una cosa vorrei aggiungere: oltre agli asili di caseggiato, noi appunto come amministrazione qualche giorno prima abbiamo anche allungato l'orario appunto dei nostri asili comunali anche al pomeriggio. Abbiamo iniziato in via sperimentale per 4 asili, che sono quelli di 2 di via Acquicella, nonché di San Giovanni Calermo, sempre con una maggiore attenzione appunto alle periferie, in modo tale da poter coprire l'orario fino alle 16, proprio per agevolare naturalmente le famiglie e, mi permetto di dire, anche le madri, che sono spesso... Diciamo sono quelle che in qualche modo sono sempre coinvolte più direttamente, non ci sono dubbi da questo punto di vista. No, volevo sottolineare il fatto che evidentemente questo allungamento intanto dell'orario è importante, perché magari chi fa il tempo pieno, chi lavora a tempo pieno, chi incomincia la mattina alle 8, faccio l'esempio, e poi finisce di lavorare alle 15 del pomeriggio, ha la possibilità di poter avere un posto sicuro a cui affidare anche i bambini. E in queste strutture i bambini, che tipo di attività, quelli più grandicelli ovviamente, non quelli piccolissimi, si ritroveranno a fare qualche cosa in particolare? Ci sono delle attività ricreative? Assolutamente, faranno come un nido normale, regolare, quindi avranno tantissime attività, faranno dei lavoretti, ci saranno appunto gli educatori specializzati, delle figure per poterli farli crescere. Sono servizi educativi e quindi, come tutti i servizi educativi, creano e che formano appunto questi bambini già dall'inizio, che poi si innesca anche nel problema della povertà educativa, che è un fenomeno sicuramente importante che stiamo cercando di fronteggiare nella nostra città. Abbiamo detto che al momento l'accesso è gratuito, ma come si fa in ogni caso, anche in questo momento, in questa fase che è gratuito, a poter usufruire del servizio?
Allora, tramite il nostro sito del Comune di Catania, attraverso lo SPID regolarmente si possono fare appunto le richieste. Saranno operativi, il sistema sarà operativo da venerdì. Quindi da venerdì possono arrivare immediatamente le richieste e verranno attenzionate. Naturalmente speriamo di poter inserire tutti, qualora non ci fossero ovviamente i posti disponibili, ci sarà una graduatoria. Ma ci sono comunque delle condizioni legate, che ne so, alle condizioni economiche, oppure no? Al momento no, al momento è gratuito per tutti, su questo però ci stiamo ragionando, infatti vorremmo anche portare un nuovo regolamento per gli asili comunali, perché purtroppo il regolamento attuale è, diciamo, è stato approvato tanto tempo fa, quindi non è adatto alle esigenze, diciamo, della città. Verosimilmente da settembre ci saranno degli scaglioni, ovviamente in base al reddito, per quanto riguarda la gratuità o meno del servizio. Io vorrei tornare un attimo sul fatto che siamo vicini all'estate, e allora questi asili in qualche modo potranno sostenere e supportare, o comunque un test per quello che sarà poi nel mese a partire da settembre, diciamo così? Allora, la sfida inizia a giugno, proprio perché sicuramente nel periodo estivi ci sono meno servizi che vengono offerti alle famiglie, quindi diciamo che noi stiamo iniziando proprio da giugno per poter sostenere al meglio le famiglie nei periodi sicuramente più critici, che sono giugno, luglio, e quindi lì inizieremo con questi progetti estivi. Ovviamente serviranno anche da test per la nuova stagione scolastica. Questo è un dato importante, insomma. Chi ha difficoltà durante i mesi, quando non c'è neanche la scuola, non ci sono, sono ragazzi, bambini che è prescolare, perché sono prescolare, però magari durante l'anno è più facile magari trovare delle soluzioni. Nei mesi estivi diventa più complicato, perché ci sono le ferie, magari molte strutture sono chiuse e non sono tutte quante attive. Ricordiamo che questo nuovo progetto abbraccia, di nuovo lo sottolineiamo, l'intera città, e ci sono delle strutture particolari dove magari non erano presenti e oggi ci saranno, qualcuna è stata allargata rispetto alla possibilità ricettiva che aveva in passato. Allora, sicuramente Librino è una realtà su cui noi stiamo puntando molto, ma anche il villaggio Santa Maria Goretti, che prima ovviamente non aveva una struttura adatta appunto ai bambini al nido, e quindi vogliamo un attimino focalizzarci sulle periferie. Questa è l'intenzione dell'amministrazione. L'obiettivo è sostenere e aiutare dunque le periferie con una maggiore offerta educativa. Educativa, assolutamente. Proprio per cercare di risolvere il problema della povertà educativa e l'abbandono scolastico, che purtroppo ancora nel nostro territorio è molto forte. Assessore, prima di salutarci, perché il tempo ci insegue in una maniera impressionante, io le volevo chiedere, ci può anticipare qualche altra iniziativa su cui state incominciando a lavorare, su assessorato ovviamente? Allora, noi stiamo iniziando anche con un tavolo tecnico importante per quanto riguarda il problema dei senza tetto, che è un problema sicuramente importante, che impatta sulla nostra città, ma è un problema che da soli non riusciamo a risolvere. Motivo per cui abbiamo approvato una delibera di giunta qualche giorno addietro, in modo tale da coinvolgere tutte le parti sociali importanti, quali il prefetto ovviamente, il DSM, perché spesso hanno delle problematiche psichiche, ovviamente anche tutto il comune, e la giurisdizione volontaria, perché spesso hanno bisogno naturalmente di un amministratore di sostegno. Quindi tutto questo serve a fare sì che queste persone possano avere la dignità che meritano, e soprattutto riusciamo a portarli al sicuro e non trovarli in giro per Catania, per quanto ovviamente questo sia possibile. Beh, insomma, in bocca al lupo anche per quest'altro progetto. Siamo partiti dagli asili nido, diciamo, siamo arrivati poi ai senza tetto, l'attività allora incessante dei servizi sociali del Comune di Catania, che sta cercando in qualche modo di alleviare e, insomma, sostenere chi magari è un po' più in difficoltà. I senza tetto lo sono sicuramente, i bambini hanno bisogno di essere sostenuti a 360 gradi, già dalla tenerissima età. Assolutamente. Grazie all'assessore Serena Spoto, che è assessore ai servizi sociali del Comune di Catania. Noi ci fermiamo, fra poco parleremo d'altro, parleremo di medicina, perché c'è l'Open Day del Rene, la giornata del Rene, parleremo di questo. Grazie ancora assessore, ci fermiamo, ci sono le previsioni meteo.
Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di giovedì un rapido impulso atlantico scivola lungo il Tirreno, porterà instabilità diffusa sull'Italia centrale e soprattutto sul versante tirrenico. Per quanto riguarda la Sicilia, questa non sarà inizialmente coinvolta, avremo dunque una giornata in prevalenza asciutta e soleggiata, anche se con un po' di variabilità pomeridiana sulle aree ioniche e sui rilievi interni, che potrà dar luogo a qualche breve e occasionale piovasco. Ventilazione debole, temperature tipiche del periodo, un po' freddo di notte nelle aree interne, dove si scende anche intorno ai 5 gradi. Poi venerdì questo piccolo vortice di bassa pressione raggiungerà anche la Sicilia, porterà una maggiore instabilità sull'isola, con annuvolamenti più frequenti e qualche acquazzone a carattere irregolare nel corso della giornata. La ventilazione rimane comunque in prevalenza debole e le temperature si mantengono su valori stazionari tipici del periodo. Durante il giorno saremo tra i 15 e i 20 gradi su gran parte dell'isola. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, come anticipato la giornata mondiale del rene, che si celebra proprio oggi, 12 marzo. Buongiorno al dottore Giorgio Battaglia. Buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta. Che è il direttore della nefrologia e della dialisi dell'ospedale di Acireale. Quella di oggi è la 20ª giornata mondiale del rene, una giornata che ha come obiettivo la prevenzione e la sensibilizzazione. Sì, diceva proprio bene, 20 anni che facciamo questa giornata, perché il prezzo che noi paghiamo all'allungamento dell'aspettativa di vita è una malattia tipicamente delle persone più avanti nell'età, è un'emergenza di primo livello ormai diventata per tutti i sistemi sanitari. Infatti pensate che l'assorbimento di risorse di 45.000 dializzati in Italia assorbe le stesse risorse di 3,5 milioni di diabetici. Quindi per i governi è diventata un'emergenza e assicurare un livello assistenziale a tutti questi pazienti diventa un problema grande. Per questo queste giornate che servono a sensibilizzare, perché con pochi gesti che diremo si può prevenire e non finire con una malattia renale cronica o avanzata che porta alla dialisi. Dottore, l'importanza della diagnosi precoce in questo caso, come in tutti gli altri casi, risulta importante perché si evita di ammalarsi forse in maniera più seria, perché si avvertono dei campanelli d'allarme. Cerchiamo di scoprire quali possono essere i campanelli d'allarme che ci devono mettere in attenzione e quali sono gli esami che magari, non dico di routine, però con una certa ciclicità andrebbero fatti. Ma sono esami semplicissimi, basta tenere la nostra pressione intorno a 120, quindi misurarsi la pressione, determinare i nostri livelli di glucosio, più sono bassi più evitiamo problemi di questo tipo. E poi noi siamo abituati a mangiare come dei taglialegna, ma la gran parte di noi lavora in ufficio, lavora anche i lavori più impattanti non sono quelli di nutrirsi come dei taglialegna. Quindi un'attività, evitare per esempio di prendere l'ascensore quando noi andiamo da qualche parte, fare le scale a piedi, quello già è un'attività fisica che ci può portare veramente ad una prevenzione. Perché oggi la maggiore causa di lasciare questa terra sono le malattie cardiovascolari e il rene è uno dei marcatori di malattia cardiovascolare, cioè chi si ammala di rene ha maggiore possibilità di avere un ictus o un infarto. Ma ci sono dei campanelli d'allarme che uno può, magari solitamente si sottovalutano, avverto un dolorino oppure c'è qualcos'altro da evidenziare? Purtroppo è una malattia subdola, non dà segno di sé. Quindi quello che dicevamo poc'anzi, misurarsi il suo livello di glucosio, misurarsi la pressione, camminare, sono tutti segni. Se noi quando camminiamo cominciamo ad avvertire che non ce la facciamo più o aumenta la nostra frequenza cardiaca, quello è un segno di andare a guardare la nostra pressione, di andare a guardare se i nostri livelli di glucosio sono più alti. E poi fare un semplice esame di urina ogni 6 mesi ed evidenziare quello che è un altro segnale, che questo ce lo dice il medico di famiglia più che noi, se c'è
proteine, albumina nelle urine. Quello è un segno premonitore di una malattia renale. Questi sono insomma dei consigli che servono e magari chi ci sta ascoltando prende nota, appunta queste indicazioni. Torniamo all'Open Day, come funziona? Oggi chi ha la possibilità, chi trova la sensibilità, può venire nei nostri ospedali e soprattutto all'ospedale di Acireale, in cui c'è una unità operativa di nefrologia, e gli operatori sono a disposizione per misurare la pressione, per fare con uno stick l'esame delle urine e fare eventualmente anche un'ecografia renale per vedere se ci sono dei danni nei reni che possono essere premonitori delle malattie che dicevamo poc'anzi. Lei prima ci diceva che sono dei fattori di rischio, ha parlato del diabete in maniera particolare, ma ci sono anche altri? L'ipertensione, i diabetici sono a maggior rischio, coloro che hanno per esempio livelli di colesterolo molto alti, perché dicevamo che c'è un link particolare, un'unione particolare tra cuore e rene, si amano molto, quindi se si ammala uno si invidia e anche l'altro lo segue. Negli ultimi anni probabilmente le patologie renali sono cresciute. Lo stile di vita incide evidentemente tantissimo per quello che ci sta dicendo. Molti di noi facciamo una vita sedentaria, poco movimento, questo evidentemente è incline a poter sviluppare queste malattie. Infatti è il prezzo, dicevamo, il prezzo che paghiamo all'allungamento di vita. Se noi cominciamo a mangiare già in maniera corretta, oggi andiamo al mercato, compriamo un poco di frutta e verdura anziché dal macellaio e prendere della carne. Quello già ci può aiutare. Poi l'introito di sale. Già nei cibi conservati, nelle merendine, c'è già un tenore di sale molto alto. Se noi riusciamo a ridurre il sale che noi introduciamo invece noi volontariamente, quello che i tecnici chiamano il sale discrezionale, quello che discrezionalmente noi mettiamo, già quello è una prevenzione, perché il sale, il sodio, fa aumentare la pressione e fa lavorare in maniera poco corretta il nostro rene. E poi quello all'aria aperta, attività fisica, quello è fondamentale. Prima di chiudere questo nostro incontro vorrei accendere anche l'attenzione sulle donazioni di trapianti che sono, diciamo, aumentati nell'ultimo periodo. È una sensibilizzazione anche da questo punto di vista nei confronti delle donazioni, chiaramente. Non c'è trapianto senza donazione. Se c'è un momento in cui veramente diventiamo generosi perché sconfiggiamo la morte, con un trapianto noi sconfiggiamo la morte perché ricreiamo nuova vita. Ho questa possibilità. Da qualche settimana l'effetto di quello che è successo a Napoli lo stiamo avvertendo. Io quello che voglio dire, ci sono in Italia 8.000 persone che aspettano un trapianto e un trapianto, se non c'è una donazione, non arriva. Quindi non facciamo pagare un errore di qualche nostro collega a questi 8.000 che sono in lista d'attesa. In Sicilia quanti sono in lista d'attesa? Circa 1.000. Sono tanti. Infatti. Sono tanti davvero, 1.000 persone che aspettano un rene. No, un trapianto, dal cuore al polmone. La maggior parte, circa più della metà sono di rene. Quindi, insomma... Più della metà sono di rene, e per fortuna che abbiamo la dialisi che ci permette di aspettare il momento in cui arriva, ma per gli altri organi, per un cuore, noi li perdiamo in lista d'attesa. Vogliamo ricordare, per chiudere l'appuntamento, stamattina si comincia alle 10. Alle 10, infatti vado in ospedale ad si va accogliere avanti fino alle 16. Fino alle 16. Quindi chi sta ascoltando la nostra trasmissione, chi sta seguendo la nostra trasmissione e ha preso appunti, si può recare all'ospedale di Acireale, che è un ospedale dell'ASP di Catania, e poter diciamo, usufruire oggi di alcuni esami che sono semplici, non sono invasivi,
per stabilire qual è lo stato di salute dei propri reni. E creare un presupposto che così poi lo facciamo volontariamente al di là di questa giornata. Grazie al dottor Giorgio Battaglia. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie, direttore della nefrologia e della dialisi dell'ospedale di Acireale. Ci fermiamo e adesso abbiamo già pronto il collegamento con Palermo, volteremo ancora pagina. Eccolo qui Marco Gullà con il suo ospite, fra poco veniamo da te, con te c'è Mario Attinasi, il tempo breve di una sosta e poi saremo di nuovo in diretta. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, è il momento di collegarci, l'avete visto prima con Marco Gullà, siamo a Palermo, siamo anche con il dottore Mario Attinasi che è il presidente di Assoimpresa Palermo. Qual è il tema di oggi, Marco? E con il tuo ospite parleremo di pizzo e racket, diciamo un fenomeno che nelle ultime, non dico settimane, ma nell'ultima settimana in modo particolare ha visto a Palermo il ritorno di fenomeni come quello della intimidazione, degli attentati nelle piccole aziende, piccole e medie aziende che lavorano e che sono il tessuto produttivo proprio della nostra nazione. Il tema è di nuovo di grande attualità a Palermo. Marco, è il tuo ospite ovviamente. Sì, infatti. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti, buongiorno anche al presidente Mario Attinasi di Assoimpresa che è anche un abitué, insomma ormai possiamo dirlo, è un amico di Buongiorno Sicilia e con lui abbiamo affrontato in questi mesi, in questi anni anche diversi argomenti. Oggi appunto affrontiamo un argomento delicato. Perché lo affrontiamo con lui? Perché comunque Assoimpresa è molto vicina agli imprenditori che appunto vengono taglieggiati, c'è anche uno sportello anti-racket, adesso insomma ne parleremo. Angelo, hai fatto un ottimo assist perché sì, è stata una settimana davvero molto particolare in città. Ricordo, siamo nel 2026, Mario, sì presidente, ma dico è cambiato poco diciamo, in questa settimana perché siamo purtroppo abbiamo assistito a 3 episodi abbastanza inquietanti nella zona nord della città con 3 intimidazioni conseguenziali una dopo l'altra che comunque lasciano assolutamente inorriditi perché ci sono ancora degli atti, soprattutto c'è un metodo mafioso che per certi imprenditori purtroppo ancora è lì, insomma è evidente, è palese, ci sono dei segnali assolutamente chiari che la mafia insomma rialza la testa. Ma non ci possiamo permettere assolutamente di tornare indietro rispetto a questo tema. Ci sono stati degli episodi gravissimi, la pressione del racket è tornata a essere una pressione forte, ma Assoimpresa e quindi le associazioni hanno risposto con un tono deciso e anche le istituzioni. Abbiamo detto che nessun imprenditore verrà lasciato solo davanti alla propria saracinesca. Abbiamo uno sportello anti-racket anche per questo motivo e chiunque non deve avere paura di contattarci perché noi comunque non lo lasceremo solo. Riavvolgiamo leggermente il nastro, ricordiamo che gli episodi sono stati 3/4 perché anche c'è stato anche un imprenditore qualche giorno fa di Misilmeri che è stato nuovamente minacciato in un parcheggio di via Saetta, proprio alle spalle dell'hotel San Paolo, un parcheggio appunto che custodiva dei mezzi viene tra virgolette insomma preso di mira, vengono incendiati alcuni mezzi all'interno e questo imprenditore mesi fa aveva denunciato i suoi estorsori e fatto anche arrestare i suoi estorsori. Martedì, quindi il giorno dopo, un escavatore viene dato alle fiamme in una zona sempre molto vicina appunto a via Saetta, parliamo di via Amedeo d'Aosta che insomma è tra Brancaccio e Corso dei Mille Sperone, insomma è proprio lì il cuore di questi lavori per il collettore fognario e poi successivamente sabato viene anche praticamente preso di mira una tabaccheria, vengono incendiati insomma dei distributori all'interno. 3 episodi assolutamente insomma noi l'abbiamo detto, raccontato anche nei nostri telegiornali, è sicuramente un segnale di fumo che in questo caso la mafia sta lanciando.
Ma sicuramente c'è una recrudescenza del fenomeno e quindi evidentemente vogliono in qualche maniera probabilmente un nuovo assetto della criminalità organizzata, e questo ha significato anche dare dei segnali a coloro che, diciamo, come diceva appunto il direttore, il tessuto produttivo, per dire in qualche modo la criminalità organizzata è sempre presente e qui tutti devono pagare il pizzo o una cosa del genere. Questo noi non lo possiamo ammettere e non lo possiamo consentire. La sua impresa, tra l'altro, sarà vicino a tutti coloro che vorranno darci un segnale di aiuto, e per questo motivo, tra l'altro, la sua impresa si costituirà parte civile, perché l'imprenditore e l'associato è uno di noi, non è più un singolo bersaglio. Questo è un segnale che deve passare anche per tutti quegli imprenditori che sono indecisi, che hanno paura. Ecco, non bisogna avere più paura, bisogna affidarsi alle forze dell'ordine e alle associazioni affinché si possa in qualche maniera debellare questo sistema che ormai è anche anacronistico. Atinasi, cosa fa la sua impresa? Sì, no, volevo chiedere a proposito di questo, perché la pressione, l'azione delle forze dell'ordine è aumentata, le operazioni diciamo, di contrasto vanno avanti con una certa cadenza, con una certa diciamo, frequenza, però tutto questo non basta. Allora cosa serve? Gli imprenditori, molti imprenditori in questo momento, mi pare di poter dire, hanno preso coscienza sul quanto diceva lei, sul fatto che bisogna rivolgersi alle forze dell'ordine, denunciano, spesso fanno condannare i loro diciamo, aguzzini, questi, insomma, questi criminali che cercano di intossicare, passatemi il termine, quella che è l'economia, il tessuto economico sano. Ma noi naturalmente le forze dell'ordine fanno un lavoro straordinario, ma serve una vicinanza anche politica e burocratica. Chiediamo tempi rapidi per i risarcimenti e una presenza costante dello Stato nei quartieri della zona est di Palermo, che è dove si stanno verificando questi fatti. Dobbiamo dare fiducia soprattutto a chi ha deciso di resistere e di chiedere un aiuto. Questo è fondamentale. C'è anche un numero di telefono che voi avete, uno sportello anti-racket, insomma un numero di telefono che magari possiamo anche insomma, comunicare a tutti questi imprenditori che magari sono un po' scettici. Marco, lo stiamo anche vedendo, Marco, lo stiamo vedendo proprio in sovraimpressione. Sì, sì, esatto, il numero di telefono che stiamo vedendo è un numero importante, perché attraverso questo numero noi garantiamo e accompagniamo alla denuncia e aiutiamo tra l'altro gli imprenditori a ottenere dei benefici di legge, che è poi il fondo di solidarietà. Perché diciamo, denunciare non significa fallire ma ripartire. Questo è importante anche da un punto di vista, diciamo, economico, perché tanti poi sono in ginocchio, tante imprese che magari hanno già subito da anni questo gioco, diciamo, della criminalità organizzata. Quindi non solo per chi lo ha subito da poco, ma anche per chi lo ha subito da anni e si ritrova poi quasi a dover fallire economicamente, e questo non lo possiamo permettere. Mario, non so se siamo in chiusura, Angelo. Sì, abbiamo un minuto, ancora un minuto. Sì, abbiamo un minuto, ma Mario, in questo caso abbiamo come se avessi degli imprenditori taglieggiati davanti. Quale sarebbe il tuo consiglio? Io dico, se ricevete di queste richieste, non aspettate. Venite allo sportello della sua impresa, la paura è umana, ma il silenzio è la vittoria della criminalità organizzata. Noi siamo pronti a fare il primo passo insieme a voi. Questo è un segnale che vogliamo lanciare e spero che sia da monito anche e soprattutto per quei imprenditori che magari hanno paura, sono indecisi, ma noi siamo vicini a loro. Grazie, allora, grazie a Marco Gullà, grazie al suo ospite, il dottore Mario Atinasi di
Asso Impresa Grazie. Palermo e buon lavoro, perché è davvero diciamo una situazione davvero complicata quella che tocca gestire ad Asso Impresa, così come anche altre associazioni di categoria che tutelano gli imprenditori siciliani. È il momento adesso. Sì, una buona giornata, grazie ancora. È il momento di voltare pagina, come sempre facciamo a Buongiorno Sicilia. Siamo adesso arrivati alla lettura delle stelle, al momento dell'oroscopo. Lo facciamo come sempre con Marco Amato, c'è la nostra sigla. Bentornato e ancora una buona giornata a Marco Amato. Bentrovato Angelo, buongiorno Sicilia. Allora, stamattina restiamo in tema musicale, perché a noi piace, diciamo. Il nostro preferito. La musica piace e non lo dimentichiamo. Parliamo di Madame. Parliamo di Madame, parliamo di una Capricorno, perché questo segno zodiacale per adesso mi incuriosisce molto, proprio perché con il suo timone Saturno che si è spostato in Ariete cambia un po' la governance sia dello zodiaco che del Capricorno. Madame torna con un nuovo pezzo che è assolutamente un manifesto un po' del suo percorso, si chiama Disincanto. E beh, proprio lei stessa ha dichiarato che viene fuori da 3 anni abbastanza complicati, perché dopo un exploit pieno di successo con il suo singolo Sciccheria, che l'ha fatta conoscere un po' al grande pubblico, che ha dichiarato che si è chiusa un po'. Meccanismo molto tipico dei figli di Saturno, quindi dei Capricorno e degli Acquario. Ma qual è la novità? Non solo torna alla ribalta, ma addirittura si vocifera ci siano delle collaborazioni con Tiziano Ferro. Tiziano è del segno dei pesci, pesce e Capricorno sono molto compatibili, quindi ci si aspetta sicuramente qualcosa di grande da loro due. Il segno zodiacale del Capricorno è un po' nichilista, l'ho detto pure quando ho parlato un po' di Timothée Chalamet e della sua dichiarazione. Ebbene, è un po' rigido a volte, sicuramente con una critica e una capacità di autoanalisi non comune nello zodiaco. Solo un pizzico di positivismo, ma questo arriverà a partire dall'anno prossimo, quando Giove sarà il Leone e il Capricorno non avrà più la sua opposizione. E ora andiamo alle stelle di oggi. La Luna è proprio in Capricorno oggi, quindi una Luna un po' urticante che non le manda certo a dire, una Luna molto forte, spartana, plastica e razionale. Ariete, per voi in quadratura, per cui tutto si fa un pochino più emotivo, data la presenza anche della bella Venere nei vostri gradi, che vi fa pensare un po' più del solito all'amore. Siete un po' più teneri per ora. Toro, la Luna oggi vi fa un bel regalo, vi fa un grande assist, proprio perché vi dà sicurezza. Vedete di sicuro, non c'è bisogno che qualcuno ve lo dica e questo per voi è fondamentale. Gemelli, la buona notizia è che per voi la Luna ha smesso di essere in Sagittario, quindi non è più in opposizione, l'umore torna un pochino più stabile. Mercurio e Marte ancora vi agitano un po', la bella Venere però arriva a rendere dolce un po' tutto. Cancro, per voi oggi Giove tesse dei trigoni meravigliosi su cui potrete contare, aspirazioni, allargamento sicuramente. Saturno, Nettuno e Venere però vi chiedono di fare un po' meglio i conti con la razionalità delle cose che a volte nei vostri sogni perdete. Leone, oggi è un grandissimo giorno per voi, un giorno in cui tornate alla ribalta, un giorno in cui tutto sembra semplice, un giorno in cui gli ostacoli non sono un problema. Oggi c'è molto amore intorno a voi. Vergine, una Vergine assolutamente in risalita, con una bella luna di trigono, la spinge a essere forte e anche a dire qualche no. La Vergine è spesso un po' troppo disponibile. Bilancia, per voi oggi invece è uno di quei giorni in cui dovrete fare i conti con l'opposizione di Venere. Venere, il vostro pianeta, si trova in Ariete e con Saturno e Nettuno vi chiedo un po' di rinunciare a qualcosa, perché non potete portare avanti in questo momento almeno tutti i progetti che avete in mente. Scorpione, per voi oggi la Luna è molto compatibile ed è una Luna molto comunicativa e densa di emozioni. Passione con Marte e Mercurio in Pesci.
Sagittario, per voi oggi l'ingombro della Luna è finalmente un ricordo, una fase che torna un pochino più concreta, meno in balia delle emozioni vostre e del partner. Venere in Trigono in Ariete e aiuta a riprendere la situazione sentimentale. Capricorno, protagonisti della giornata e di questa settimana, che vi vede un po' alla ribalta. La Luna oggi parla di sentimento, anche se a volte avete un modo di comunicarlo un pochino ruvido, limate un po'. Acquario, per voi oggi è una Luna molto fatta di intuito, di percezione, è una Luna che sta dietro di voi nel segno appena precedente, per cui oggi giocherete molto d'astuzia e di intuito. Bene in amore. Pesci, la Luna di oggi vi fa un bell'assist, riesce a coordinare tutto, riesce a farvi anche molto più acuti e sensati delle persone che avete intorno. I vostri consigli oggi saranno fondamentali per qualcuno. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Grazie Angelo, ci rivediamo domani e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, a domani con te. Adesso da un Marco ad un altro, quindi da Marco Amato a Marco Carli, chiudiamo con i quotidiani. Con lo sport, stavo pensando Angelo, dovremmo chiedere a Marco l'oroscopo di Toscano, l'allenatore del Catania, perché se, lo faremo. È in questo momento certamente nell'occhio del ciclone, perché i risultati non sono arrivati, ma lui resta alla guida del Catania e conduce il Catania verso la trasferta di Altamura. Vediamo che, fra parentesi, lo ricordiamo, Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro in esclusiva. Catania, prove tecniche di normalità assoluta, Toscano punta all'Altamura. L'allenatore regolarmente a dirigere il gruppo, Ciccarelli ormai pienamente recuperato, ma ovviamente non sarà rischiato subito dall'inizio. È un Catania che deve fare tanto e tanto di diverso rispetto a quello che si è visto anche nella prestazione nell'ultima partita con la Casertana. Per quanto riguarda invece lo sport nazionale, prima della trasmissione Angelo commentavamo, siamo qui su Gazzetta del Sud perché oggi dopo la Champions e l'altro disastro di un'altra italiana con il 6-1 dell'Atalanta, adesso è il turno dell'Europa League e una delle italiane passerà di sicuro, perché c'è una sfida fratricida fra Bologna e Roma, derby italiano atto primo, oggi al Dallara l'andata degli ottavi tra Felsini e giallorossi. Italiano punta sul fattore campo, Gaspe ovviamente confida in Malen, l'attaccante della Roma, che ha cambiato i desideri dell'attacco giallorossi che però sono diventati un po' meno impermeabili per quanto riguarda la difesa. Gazzetta dello Sport, per chiudere questo spazio dello sport, Sprofondo Italia è proprio il tema di cui parlavamo poco fa, dopo il 6-1 subito dall'Atalanta con il Bayern in Champions. Rino, pensaci tu, chiaramente rivolta a Rino Gattuso, ci stiamo avvicinando ai famosi playoff in cui l'Italia spera di andare ai mondiali. Intanto, per quanto riguarda il campionato italiano, spera di riuscire a vincerlo lo stesso nonostante le sconfitte nei big match l'Inter, che si dà una scossa, scudetto, e poi probabilmente sarà rivoluzione in casa nerazzurra. Grazie allora Marco, noi ci fermiamo qui per stamattina. Buongiorno Sicilia, torna domani puntuale alle 8. L'augurio a tutti voi di una buona giornata.